sport, ma c'è sempre una prima volta. Oggi siamo qui per parlare di diritti, però in realtà lo faremo tra una mezz'oretta circa, dopo aver visto alcuni dei video che ci introdurranno agli argomenti di questa serata. Tra 3 giorni si vota, quindi parleremo anche e soprattutto di questo. Si vota, mi sembra di dire, in questa giornata in un clima di grande serenità a livello nazionale, ma noi di questo non ce ne preoccupiamo, almeno sino al lunedì alle 19, quando sarà finito lo spoglio. Ci sono tanti interventi questa sera. 2 video apriranno la serata, come dicevo poco fa, quello del Pride del 2013 e quello di Uccidi anche me, la campagna del Comune di Cagliari contro la violenza sulle donne. Alle 22:15 circa cominceranno gli interventi proprio per aprire una finestra sui temi dei diritti in questa campagna elettorale, perché a 3 giorni dal voto forse ancora non l'aveva fatto nessuno. Sentiremo Gigi Cabras, Francesca Serra, Andrea Argiolas, Rosanna Mura e Angela Quacquero, e poi gli interventi finali di Massimo Zedda, Pippo Civati, che dovrebbe essere atterrato adesso, sempre che l'aereo non fosse guidato da Thomas Castangia, ma credo di no, e poi il candidato arriverà alla fine, Francesco Pigliaru, per tirare le fila di questa giornata. A proposito di Francesco Pigliaru, questa simpatica scheda, che all'occorrenza può diventare anche una scaletta a seconda di quello che ci scrivete dietro, se ci scrivete davanti nel fumetto potete scrivere qual è la vostra idea, il vostro immaginario di diritti, insomma quello che volete che il candidato possa fare per conto vostro quando e se verrà eletto dopo il voto di domenica. Verranno consegnati a Francesco Pigliaru e lui nel tempo, da qui a Viale Bonaria, dove a mezzanotte sarà in collegamento con Linea Notte del TG3, li leggerà tutti e farà sintesi. Grazie, buona serata, buon video, vi lascio a DJ Micheluzzo, con il quale ho condiviso anni di Radio Press, e forse improvviseremo un notiziario tra mezz'ora.